che il Presidente del Consiglio, nella sua veste ufficiale, dica non esiste dare l'autonomia al Veneto, vuol dire, e io mi appello anche a Mattarella, che forse qualcuno gli dovrebbe spiegare che la Costituzione, che lui fra l'altro sta modificando, non prevede l'impossibilità di aggiungere la parola Veneto oltre a Trento, Bolzano e così via. Per cui lui dice una cosa non vera. Cioè l'autonomia al Veneto si può concedere modificando la Costituzione. Allora cos'è che fanno i Veneti? I Veneti vanno a fare un referendum che Renzi non voleva, ricordiamolo fino in fondo, che Renzi non voleva, e tant'è vero che è stato impugnato avanti la Corte Costituzionale da Renzi questo referendum, questa legge referendaria, e la Corte, non il circolo della briscola, la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi, non a Renzi. Quindi adesso di tutte queste sceneggiate che vengono fatte, no, il Veneto non può, noi andiamo a referendum, non è una gentile concessione. Certo. Il governo non ci autorizza proprio un bel niente, al governo noi stiamo negoziando due cose, la modificazione del quesito referendario, perché oggi abbiamo un quesito approvato dalla Corte Costituzionale, volete voi Veneti che il Veneto abbia più autonomia, punto, oppure avere una roba più articolata proprio anche con tutte le competenze snocciolate. Due, negoziare in base all'articolo 116 delle competenze. Le due cose, il referendum e le competenze, sono delle cose distinte. Perché andare a votare al referendum? Noi vogliamo farlo entro fine anno. Perché è la vera, unica e prima chiamata di popolo. Cioè, tutti noi siamo chiamati a dire, bene, fino adesso, tutti noi abbiamo sempre detto il Veneto deve essere autonomo, basta con Roma, basta su, basta giù. Ok, avete la possibilità di andare un giorno, seggi, scrutatori, schede, cabine elettorali, una roba ufficiale, la prima volta nella storia. Allora, se non ci vanno tanti veneti e se non ci sarà un plebiscito per il sì, il giorno dopo, lo dice Luca Zaia, chiudo la cartellina e fine. E se sarà un plebiscito per il sì? Il giorno dopo abbiamo la sorpresa.